Ben ritrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo in piazza a Tavagnacco. Prima di partire però sfogliamo insieme il settimanale in edicola Quest'oggi, che dedica la copertina alla criminalità e alle infiltrazioni mafiose in Friuli Venezia Giulia. Tentacoli sulla regione. Questo è il titolo scelto per parlare di questa inchiesta. Camorra, 'Ndrangheta, Cosa Nostra e poi quelle dell'Est. La mappa dei fenomeni mafiosi in Friuli Venezia Giulia. Qui non si spara, ma si corrompe, si ricicla e si ricatta. Questo insomma è il titolo, e poi andremo a vedere all'interno del giornale le inchieste. Focus anche su bambini a rischio sismico, ovvero le scuole a rischio sismico e la mappa degli interventi urgenti. È primavera per il mattone, ci spostiamo nel Friuli occidentale dove sono in aumento le vendite e gli affitti e, buone notizie, sono in calo gli sfratti per morosità. Infine l'Isontino, il Cara non chiude ma raddoppia, stranieri a Gradisca, in arrivo anche il centro per il rimpatrio. Prima di sfogliare il giornale, in edicola da questa settimana in allegato gratuito anche il nostro periodico Lifestyle, in questo caso copertina dedicata agli amici a quattro zampe, amici nostri, come scegliere e coccolare un cane, le razze più di moda e i consigli per mantenere in forma il proprio pet. E allora all'interno, ecco qua, le pagine piccole taglie molto di moda. Poi abbiamo anche fatto i conti, quanti sono i cani, gli animali nelle nostre case. Il 67% degli italiani vive appunto almeno con un cagnolino o anche un gattino. Insomma, sono diverse le tipologie, pesci, uccelli e quant'altro. E poi abbiamo occasioni da prendere al guinzaglio. In questo caso nella nostra regione non si contano più i negozi che vendono di tutto per gli animali. Collari, guinzagli si abbinano a cappotti con gli strass e le crocchette restano in fondo alla lista della spesa. Insomma, cani sempre più fashion, però c'è anche l'aspetto diciamo sanitario. Una buona toilettatura sicuramente consente al vostro amico a quattro zampe di vivere meglio e in salute. Adesso però invece ci spostiamo sul settimanale. Allora andiamo a vedere le due pagine dedicate all'inchiesta. Così le mafie infettano la regione. Sotto attacco sono sempre più ricorrenti i casi di infiltrazione dei clan nei gangli vitali dell'economia regionale, porti, appalti, imprese in difficoltà, i bersagli preferiti, mentre in Veneto ormai la mafia è di casa. E allora abbiamo fatto i conti, date, operazioni e quant'altro su quelle che sono diciamo le aree, le tipologie di criminalità più diffusa. Cosa Nostra, Camorra, Sacra Corona Unita, 'Ndrangheta, Made in China e criminali dell'Est. Nella pagina successiva invece l'intervista al coordinatore dell'osservatorio antimafia Michele Penta, che conferma che i clan sono una realtà ormai radicata anche in Friuli Venezia Giulia. La relazione annuale sarà presentata il 21 marzo prossimo. Ci spostiamo e andiamo appunto nelle scuole friulane a rischio crollo. Lo scorso anno sono entrate in vigore nuove disposizioni per l'adeguamento antisismico. Nella nostra regione tutte le strutture hanno superato i controlli, ma ne restano 7 da sistemare subito, ed ecco qua appunto anche una tabella riassuntiva di quelle che sono le opere da realizzare, i costi e gli edifici e il numero delle scuole ovviamente più a rischio. Ci spostiamo invece nella destra tagliamento nel Friuli occidentale, dove il mattone ritrova il sorriso. Insomma, buone notizie dal mercato immobiliare, perché salgono i numeri delle compravendite e delle locazioni, crollano gli sfratti per morosità e il presidente provinciale Upi Kowalski dice stiamo recuperando sul passato. Quindi insomma un po' di positività. All'interno del settimanale di questo venerdì anche il Family Casa, tanti approfondimenti, una settimana intensa perché il design riflette sul presente, la Udine Design Week, creatività, funzionalità, bellezza dal 2 al 9 marzo nel capoluogo friulano, dove la rassegna insegna a guardare in modo nuovo gli oggetti quotidiani. Ci spostiamo invece nelle pagine degli spettacoli e guardiamo un po' avanti, ci anticipiamo l'8 marzo, una ricorrenza importante, e in questo caso Andrea Ioime e Valentina Viviani ci raccontano la creatività oltre le quote rosa. L'8 marzo, un anno dopo l'esplosione nel mondo dello spettacolo del movimento Me Too, da diverse parti c'è chi spinge per un ritorno a una mentalità prefemminista, anche se i numeri parlano di una situazione diversa. Le nostre attrici, registe, cantanti e musiciste che tutti ci invidiano, ecco quali sono, e qui insomma abbiamo fatto un po' il punto. Vi ricordo anche che come sempre c'è tempo fino al 15 di marzo per votare la vostra Proloco preferita da riportare in finale. Ovviamente questo è il concorso collegato al
quiz Lo Sapevo, in onda ogni venerdì sera alle 21 su Telefriuli. Qui il coupon con cui potete votare la vostra squadra, e naturalmente vi ricordo anche che potete farlo cliccando nella gallery fotografica sul sito www.ilfriuli.it. Adesso ci mettiamo in marcia, Tiziano Campigotto, andiamo a Tavagnacco in edicola. Siamo in piazza a Tavagnacco, accanto a me Roberto Moreale, che con la moglie Laura gestisce questa edicola, che è anche un piccolo supermercato. Allora, partiamo dalle origini. Quando avete cominciato questa attività, come è cominciato? Allora, l'avventura comincia nell'88, quindi sono 31 anni che svolgo questa attività, che potrebbero sembrare anche pochi, ma visto che ne ho pochi più di 50, sono tantissimi, più della metà della mia vita. Ho finito il militare, tutte quelle cose lì, lo studio, e questa signora qui di Tavagnacco vendeva la licenza per motivi di salute. E allora ho parlato con mia madre, cosa dice? Insomma, abbiamo raccolto l'eredità di questa, io personalmente, poi è subentrato mio fratello, quando è andata in pensione ci ha dato una mano anche mia madre, e niente, le cose sono andate avanti e siamo tuttora ancora qua. Quindi dall'88 siete, insomma, avete fatto già cifra tonda, insomma sono tanti anni di attività. Adesso siete voi due, marito e moglie, e vi dividete tra appunto la parte, diciamo, di edicola, dove poi ci sono cancelleria, tabacchino e quant'altro, e invece il supermercato. Come si armonizzano queste due attività? Beh, si torna un po' allo storico, no? Si fa un passo indietro, dove si è raccolto gran parte delle licenze che c'erano quando c'erano le licenze, no? E quindi abbiamo coagulato un po' tutte queste cose, portando tabacchino. Adesso ci siamo ampliati nell'offerta, perché giustamente devi fare anche dei servizi, quindi abbiamo portato pagamento bollette, giochi, Sisal, non Sisal, automatica, eccetera, e il tutto si coniuga con la volontà di dare un servizio alla popolazione, ma anche ai paesi limitrofi qua che gravitano su Tavagnacco, che può essere Leonacco, Pagnacco, Reana, che frequentano che passano qui su questa piazza, e quindi vengono serviti, insomma, dalla nostra disponibilità. È una piazza molto bella questa, è molto armonico tutto, anche le attività commerciali, eccetera. Tra voi commercianti fate sinergia? Come... Sì, abbiamo molta affinità per obiettivi, no? Però dobbiamo ringraziare molto anche il comune che ha contribuito, perché ha portato la farmacia, ha creato un salottino, come avete detto voi, perché è molto grazioso, molto bello. Dopo noi ci mettiamo del nostro. Adesso c'è l'attività di ristorazione con la trattoria, siamo noi, c'è il negozio di vestiti qua di fronte, la boutique, insomma nel piccolo è una cosa, proprio un gioiellino, ecco. Noi siamo molto orgogliosi di questo che siamo riusciti a costruire, insomma. Fate bene, siete anche alle spalle di centri commerciali, di un vialone che è proprio per natura, no? Commerciale, e quindi insomma date una risposta un po' alternativa, ma più a misura di abitante. Sì. Esatto, sì, c'è stato negli anni, no, questo boom dei grandi centri commerciali, dove veramente un po' tutti i piccoli hanno sofferto, chi è riuscito a mantenere, però leggevo dei dati anche ultimamente che danno in ripresa, no, le piccole attività per quello che riescono, insomma si sopravvive, non è che si facciano i soldi più, però si vive dignitosamente, insomma, no? Tu abiti a Tricesimo, però frequenti, diciamo, Tavagnacco, quindi cosa ne pensi? Insomma, è un vero e proprio salottino, dicevamo con Roberto. Sì, secondo me è veramente carino, perché poi è tutta strutturata bene, la piazza è molto bella, poi anche qua in zona comunque è molto carino, anche Tricesimo e qua, quindi sì, è veramente bello. Lei abita qua a Tavagnacco, avete questa piazza, è molto bella e... Ma sì, solo la tengono troppo sporca. Non è così bella, addobbata anche a Carnevale, hanno gli alberi con le mascherine. Se lei va a vedere lassù è una scarica, portano immondizie e non puliscono.
sì, non siamo contenti del comune. Roberto e Laura sono punto di riferimento, no? Col loro negozio Lo so. coccolano la clientela. Sì, sono bravi, dico sempre io. Bravi tutti e due, sa? Devo dire la verità. Il giornale me lo porta Roberto ogni giorno, sa? Sì. A casa quindi. A casa, sa? Che così non mi sposto a prenderlo, perché non abbiamo la macchina noi, sa? In bicicletta da Cavallico fino qua come sono le strade? Non ci sono tante piste ciclabili. Se ci fossero più piste ciclabili, tipo non so come in Austria, in Germania, che c'è tutt'altra mentalità, no? Allora sarebbe diverso. Qui bisogna un pochettino adattarsi. Come si sta qui a Tavagnacco? Bene, è misura di famiglia, ecco. Con tanti servizi anche per i più piccoli, quindi e per magari più anziani. Cosa le mancherebbe o cosa le piacerebbe ci fosse in più? Ecco. È qualcosa per i giovani, ecco, un po'. Edicola Friuli finisce qui, il prossimo appuntamento è come sempre venerdì prossimo ed andremo a Tricesimo. Nel frattempo ovviamente io ringrazio per l'ospitalità Laura e Roberto e passo a voi la parola per il saluto. Grazie, arrivederci. È stato cordiale questo momento e vi ringrazio e buon lavoro anche a voi, a tutti.